Insomma Gerard, avevi promesso che avresti portato il frico del Friuli Venezia Giulia nel tuo ristorante e hai mantenuto la promessa. Beh sì, mantenuto la promessa perché ho detto a Luca, che è un uomo serioso, e anche tutti quello che abbiamo fatto la conoscenza al vino a Verona, facciamo una promessa e sono molto felice che tu vieni con tutti, con anche il formaggio. Gerard, tu sei uno che di cucina se ne intende, sicuramente portare il formaggio del Friuli Venezia Giulia, insomma, rende onore a noi e credo che sia un piatto nuovo da mettere nel menù, no? Sì, no, è un piatto in fatto che abbiamo fatto perché aspettiamo questo formaggio dal Friuli e quando sono andato a vedere la regione di Friuli e Luca ha detto a Lorenzo che il cucoli qui facciamo le cose che loro fanno, va. Perché questo pezzettino che noi lasciamo sulla tavola prima di mangiare era sempre la stessa cosa. Beh, con il formaggio, dunque, lo facciamo con parmigiano, ma è troppo pesante. E qui io ritrovo la sottilità della montagna e del Friuli, questa regione un po' misteriosa, con una storia, una vera storia forte. Gerard, insomma, il Friuli Venezia Giulia ormai ti adora, ti aspettiamo adesso in Friuli ospite nostro per stare in Friuli un po' e anche perché magari ti viene l'idea anche di acquistare qualche vitigno e fare anche del vino, visto che di vino te ne intendi anche. Sì, perché io amo la terra, ma non amo essere proprietario da centinaia di ettari, no. Mi piace la cultura della regione e si c'è un metà ettari così che possiamo fare con i pianta di autottone e a me sarà il re del Friuli. No? Vicepresidente, Gerard, oltre ad essere una splendida persona, si è dimostrato anche molto attaccato alla regione Friuli Venezia Giulia e alla gente di questo territorio. Un grande amico, una grande persona e lo voglio ringraziare perché è stato di parola, è nata un'amicizia a Verona in occasione di Vinitaly, lui ci ha detto portate il vostro montaggio e facciamo il frico nel mio ristorante a Parigi. Ha detto questa cosa, l'ha mantenuta, ma non solo, ci ha voluto tutti qua questa sera, ci ha fatto assaggiare il suo vino, noi abbiamo fatto assaggiare il suo. Una grande persona, una persona straordinaria, un grande amico. Il Friuli deve essere orgoglioso di contare Gerard Depardieu tra i suoi amici, veramente un grande orgoglio per noi. Grazie ancora Gerard. Grazie a te Luca e stasera tu mangerai quello che vuoi. Ho visto asparagus qui, di là abbiamo anche noi asparagus e ti fa provare il vino che non costa troppo perché non mi piace il vino troppo caro, perché il vino è il vino. C'è tanta cosa di farlo anche. Io sto riconoscendo dal signor Lanatti, ma a me mi piace un po' i vini dove si fa vedere la sua personalità della terra, da dove viene, perché possiamo fare tante cose con i vini, non troppo sofisticazione. E tu vedrai che il mio vino che tu assaggerai, il vino bianco, c'è vino rosso per tutta la parte della Francia anche. E speriamo che... Sì. Insomma Gerard, abbiamo parlato di formaggio, abbiamo parlato di vino, ci resta adesso solo da fare la scommessa sulla carne, io e te? Sì, la carne, La sì. carne. Allora, Sì, una sfida? ti aspetta per provare il tuo vitello di latte, perché a me non mi piace le cose europee, perché loro non lo conosco, perché quando tu vuoi un vitello di latte deve essere un vitello di latte, dunque non deve bruttare l'erba, perché al momento che lui brutta l'erba diventa rosso con me. Bene, da un grande gourmet, da un grande personaggio come Gerard Depardieu, con insieme al vicepresidente Fabrizio Nones vi saluta da Parigi e vi dà appuntamento in Italia, in Friuli Venezia Giulia con Gerard e il vicepresidente. Ciao, ciao, Grazie. ciao Gerard. Ciao, ciao. grazie.